Assessore Panariti, presentazione a Roma al Ministero di Trieste Capitale della Scienza ESOF 2020. Quali sono le basi che fanno ritenere che questa manifestazione sarà un successo per il territorio e per la Regione? Innanzitutto il fatto che Trieste e la Regione è un ecosistema di istituzioni di ricerca eccellenti e importanti. Il fatto che esiste un accordo che dal 2004 ha la Regione con Miura e Maeci, prima per il coordinamento di questi enti di ricerca e ora è un accordo per la valorizzazione dell'innovazione e della ricerca nella Regione, quindi una valorizzazione delle relazioni che saranno importantissime in ESOF 2020. Insieme a questo la tradizione che Trieste ha come una città della conoscenza in cui le persone che sono arrivate nel Porto Franco, quindi anche il Porto Vecchio che viene utilizzato per questi eventi, persone dicevano che non hanno grandi capitali ma che basano la loro crescita proprio sulla conoscenza come motore per costruire una comunità insieme alla fiducia. Poi naturalmente sono importanti anche le risorse. La Regione in stabilità ha 1 milione di euro in 3 anni che si assommano ai 250.000 euro che sono già stati erogati e, notizia di oggi, c'è un emendamento che prevede che anche il Governo metterà 400.000 euro l'anno per il prossimo triennio, quindi idee importanti, un ecosistema della ricerca e dell'innovazione che saprà fare la differenza e naturalmente le risorse necessarie. Professor Fantoni è presidente della Fondazione Internazionale Trieste e deus ex machina, possiamo dire, di questa candidatura e di questo successo di Trieste Capitale della Scienza 2020. Ecco, su cosa si baserà la manifestazione che, ricordiamolo, si terrà dal 4 al 10 luglio fra più di 2 anni? Ma dunque, la manifestazione in quanto tale si avverrà in quel periodo che lei ha detto, però noi contiamo anche di fare un percorso che ci porta dalla metà del 2018 fino al 2020, ma in tutto questo periodo e soprattutto nella settimana che lei diceva, noi vorremmo rivolgersi prevalentemente ai giovani, vorremmo che i giovani venissero in grande quantità e venissero diciamo, desiderosi di imparare quello che sarà il loro futuro. Noi vorremmo proiettare il futuro a questi giovani. Ciò che il futuro riserva per loro in termini di nuovi mestieri, in termini di quella che è la loro vita e le loro decisioni. Se non saremo in grado di soddisfare questa esigenza, io credo che, almeno io personalmente ritengo che avremo fallito il nostro compito, ma io credo che ci riusciremo. Presidente del CNR Massimo Inguscio, questa manifestazione Trieste Capitale della Scienza 2020 cosa vuol dire e cosa significa per il CNR? Ma vuol dire moltissimo, perché da più di 90 anni il CNR è, come dire, è l'ente, l'organo che facendo ricerca in sinergia con altri enti o con il mondo universitario, diciamo, come dire, aiuta, diciamo, è il braccio armato per lo sviluppo della ricerca del Paese, quindi la parte creativa ma anche della traduzione di questa ricerca in ricchezza economica. E il CNR fra l'altro è multidisciplinare, quindi questo evento che verrà fatto a Trieste è un insieme, come dire, di scienza dura, dove il CNR ovviamente è molto presente, ma anche come dire, di scienza umana, per così dire, cioè di impatto sociale, diciamo, di divulgazione scientifica, dove il CNR, diciamo, offre strumenti importanti.